Carissimi amici delle Street Arcobaleno, siamo qui alla libreria Tasso a Sorrento, come al solito un posto magico per gli incontri con autori di qualità, e stasera con un autore che è veramente un nostro orgoglio napoletano, Maurizio Ponticelli. Grazie di essere qui con una tua nuova opera letteraria. Tu sei veramente un vulcano di iniziative, saggi, romanzi, sei veramente, come ogni napoletano dovrebbe come essere. ogni napoletano lo è giustamente, e veramente noi siamo ogni volta curiosissimi di leggerti di nuovo, perché molti di noi siamo dei tuoi fan e siamo veramente orgogliosi di averti qui a Sorrento. Ci puoi dire com'è nato questo libro? Qual è stata l'ispirazione per questo nuovo noir che si preannuncia un altro bestseller? Sì, questo La nona ora è un libro che nasce a Napoli, chiaramente, ma nasce anche poi in quelle che sono le attività di controllo dei vari sistemi planetari, compreso internet, da Google a tutti gli altri, quindi in realtà poi alla fine è un libro che anticipa in qualche modo il Datagate di un po' di tempo. Anche se l'hai scritto prima. L'ho scritto prima, vero? quindi anticipa il Datagate. Evidentemente c'era già nell'aria. C'era già nell'aria i giornalista riferimenti, io riservato. poi sono un ex cronista, quindi tutti i certo. vari riferimenti, insomma le somme sono tali, e poi è un libro anche sui simboli del potere, quindi questo potere poi alla fine di controllo come si esprime, e prende ad esempio degli oggetti addirittura di uso quotidiano per comprendere come questi poteri vengono tramandati. Uno di questi è il famoso greenback, il dollaro, un dollaro che conserva tutta una serie di simbolismi che vengono analizzati in una chiave chiaramente letteraria e narrativa, perché stiamo parlando di un thriller, quindi anche in un modo molto veloce, vengono discussi e vengono tirati fuori. Questo perché è una storia di questa giovane antropologa, questa ragazza di 30 anni che è inseguita da un doppio incubo, uno stalker, e da un incubo reale che da quando è nata la tortura, e lei non riesce a liberarsene. Che cosa hanno in comune queste due cose? Questo è tutto da scoprire. Quindi c'è una parte di fiction che è la storia di questa ragazza, però poi tutto il resto è tutto assolutamente autentico, tutto reale, circostanziato sì, e autentico. sì. E ci dici che anche Facebook, che ci sembra un metodo assolutamente sicuro per chattare con i nostri Facebook amici nel privato della messaggeria, invece può diventare una pericolosa Facebook è il nuovo confessionale, diciamoci la verità. modalità di trasmissione perché dei nostri dati più sensibili. dei nostri dati più intimi, casomai quelli più sensibili sono quelli del conto corrente, ma là c'è un altro modo, basta pagare, no? Per avere i riferimenti e violare la privacy che ha fatto soltanto alzare i prezzi. Facebook è il nuovo confessionale, ognuno di noi pensa di scrivere un messaggio in privato, quindi al di fuori della bacheca, oscurato, ma in realtà è tutto controllato, quindi tutte le nostre sono le passioni politiche, le nostre storie segrete, diciamo le nostre passioni e i nostri gusti, noi siamo assolutamente classificati in tutto, cioè sanno tutto di noi. Quindi questo è un libro che sicuramente si può leggere come gli altri per divertimento, per piacere, Certo. ma anche un libro istruttivo, anche un libro che ha un messaggio, una funzione. Sì, è un libro che ha una funzione, e la funzione è quella appunto di provocare un'apertura, diciamo, degli occhi, quindi di vedere una realtà che è molto diversa da quella che sembra, però può anche essere letto come un thriller forte, avvincente, che si divora in poche notti. Se lo leggete di notte io consiglio di prendere un po' di valeriana, perché così. Maurizio, e per concludere, tu sei uno scrittore arrivato, sei una grande realtà, e ti voglio chiedere quindi a questo proposito la tua soddisfazione più grande, e anche invece un sogno ancora da realizzare. Ma il sogno da realizzare è sicuramente quello di andare all'estero e portare Napoli all'estero, la mia Napoli, che è quella piena di sole, piena di cultura, piena di miti, di storia. culti, di storie, insomma di misteri, no? Quella Napoli lì, e non quella violenta che purtroppo ci propinano continuamente. Le varie storie di Cavour. E questo è anche poi, oltre ad essere il mio sogno da quel punto di vista, quindi portarlo all'estero, dall'altra parte la mia realizzazione è quello di averlo fatto, perché io tutti i giorni vivo a Napoli e porto questa cosa nel cuore, nella penna, la porto dappertutto, quindi averla realizzata alla fine diventa poi un sogno proiettato per esportare la luce
dove c'è già luce, cioè la nostra luce è nascosta e seppellita, basta tirarla fuori per illuminare tante belle cose nel mondo. E scrittori come lui lo fanno. Grazie. Grazie a te Carlo, Grazie. grazie a voi.